Una giornata importante questa, ecco, come intenderà affrontare questo nuovo incarico? Diciamo, lei già lo svolge, ma in realtà diciamo, un impegno maggiore, no, procuratore? Io sono contento di fare parte di una squadra che è la Procura della Repubblica di Agrigento. Sono orgoglioso di servire in questo ufficio, sono felice di collaborare con il procuratore patronaggio e sono certo che faremo il nostro dovere in questi anni, non sottraendo energie, risorse, passione ed equilibrio. Che domanda? Procuratore, quali sono le emergenze di oggi? La conosciamo, questa è una provincia difficile, abbiamo una criminalità violenta che spara, abbiamo una criminalità di colletti bianchi, abbiamo gruppi di potere ben organizzati. Purtroppo non ci manca niente, quindi insomma il nostro lavoro non manca, il lavoro per noi non manca. Vi aspettate un alleggerimento sulle problematiche relative all'immigrazione che ha tenuto banco negli ultimi anni nelle aule dei tribunali? Ma è difficile fare una previsione di questo tipo, diciamo che non abbiamo nessun sentore che gli sbarchi rallenteranno, speriamo di essere smentiti dai fatti. Oltre ai reati e alla criminalità ci sono anche tante questioni aperte di natura diciamo, amministrativa e si indaga su tanti aspetti, su tante società che gestiscono anche il bene pubblico. Su questo dobbiamo dire che stiamo concentrando ancora di più i nostri sforzi, cioè sul contrastare la criminalità dei colletti bianchi nella pubblica amministrazione, perché penso che sia un aspetto fondamentale per tutelare gli interessi pubblici. Grazie.